Questo è un libro da leggere quest'estate. Tanto lo mettiamo subito nella categoria di quei libri che migliorano man mano si va avanti nella lettura. Non appena tutti i pezzi del puzzle, tutti i personaggi trovano il loro posto, finiscono in un crescendo e lasciano una sensazione davvero bella e prolungata. Il giornalista trentenne affronta uno dei sempre più comuni casi di burnout, decide allora di isolarsi in un bosco, prendere il suo telefono, vedere quanti salti può fare nella superficie del lago e stare in mezzo alla natura. Da qui però entra in contatto con un gruppo di persone davvero particolari, 7 personaggi, uno più differente dell'altro, che compongono una colonia. È un gruppo di persone che ha deciso di isolarsi dal mondo, ognuna per un motivo diverso, e molti di questi motivi sono davvero forti. Il romanzo ha dei salti temporali e ricostruisce appunto il percorso di ognuno di questi personaggi fino alla situazione attuale di totale isolamento, ma affronta anche tematiche molto importanti, sia ambientali ma soprattutto nelle relazioni e di come alla fine, per quanto si voglia liberarsi da certe strutture sociali, certi comportamenti insiti nell'essere umano tornano sempre a galla. L'autrice Annika Norlin è svedese e, come tutta la sua generazione di scrittori, ha quella preziosissima caratteristica di mescolare scorrevolezza narrativa, humor, personaggi più o meno caricaturali con una apparente leggerezza, ma andando a toccare dei temi che lasciano proprio il segno. Tra questi temi non mancherà neanche quello del mistero.